ultima la prestazione c'è stata? Sì, una bellissima partita contro un fortissimo avversario, questa è una squadra veramente forte. Non siamo stati fortunatissimi, sia sulla traversa che... E poi, attenzione, loro hanno tirato fuori un portiere con delle prestazioni incredibili, cioè ne ha tirate fuori tre. Partita corretta, ben arbitrata, più di questo non si può. Noi sempre con la squadra un po' rimaneggiata per problemi di infortuni, di assenze, eccetera, riusciamo sempre a mettere una squadra dignitosa in campo. Anzi, stasera era più che dignitosa. La squadra della partita è stata bella, sotto tutti i punti di vista. E purtroppo il risultato non è stato quello che ci poteva essere più. Forse un pareggio sarebbe stato più giusto per tutti e due. Gran bella squadra la Pisana. Sì, e poi ha un comportamento anche con i compagni, li sprona, li incita, devo dire un grosso cambiamento in positivo, ma poi tutta la squadra, stasera di Michele, ottimo, tutti, tutti. Per cui se c'è pure stato un infortunio sul quarto gol, eccetera, siamo sempre stati in grado di rimontare. Il pareggio sarebbe stato ecco, forse il risultato più giusto. E comunque complimenti a loro che è una gran bella squadra. C'ha 3-4 giocatori da Scerrati in poi che sono veramente delle grossissime realtà per questo campionato. Sì, speriamo di giocare bene, contro una gran bella squadra. Di solito riusciamo a tirar fuori delle prestazioni ottime. Speriamo bene, dai. Certo è un viatico un po' pesante. Comunque, vediamo un po'. Grazie Carlo per il Prego.